È possibile in questo 2021 realmente conciliare il lavoro di una donna con la famiglia? Dire che ci sono dei numeri che rendono evidente che non è così. Penso soltanto agli ultimi dati che sono usciti sulle dimissioni volontarie e la ragione per cui l'assoluta maggioranza delle dimissioni volontarie che è stata di donne, la maggior parte ha dichiarato l'impossibilità di conciliare il carico di lavoro familiare, il carico del lavoro di cura con il lavoro retribuito e il lavoro produttivo. Ovviamente non è ovunque in questo modo, ma nella assoluta maggioranza siamo tuttora un paese che non permette intanto di condividere, si condivide pochissimo il lavoro di cura e il lavoro domestico. La pandemia, gli effetti della pandemia hanno, se possibile, aggravato la situazione, non solo nella pratica. Adesso penso, come dire, ai lockdown, alle difficoltà, la maggiore difficoltà ad avere attività, non parliamo poi delle scuole chiuse della DAD e così via, ma hanno anche peggiorato nel linguaggio della comunicazione. Io non mi dimentico che tra i provvedimenti che erano stati presi durante la pandemia, giustamente a sostegno delle famiglie, però poi c'erano delle affermazioni assolutamente stonate come quelle che se una lavoratrice era in smart working non aveva diritto ad avere i congedi parentali, quindi in qualche modo dando per scontato che come dire, se lavori a casa in realtà non stai lavorando e quindi puoi occuparti dei figli della casa e così via, con un'immagine che era da nuova possibilità di lavoro digitale a torniamo nelle cucine al lavoro a domicilio. Quindi anche il discorso pubblico in qualche modo è peggiorato e la cosa più drammatica è che tra le lavoratrici sono le madri quelle che hanno maggiori difficoltà e sono le giovani donne. Noi abbiamo un tasso di occupazione delle giovani donne che ci mette in condizione di essere l'ultimo paese europeo e con dei dati che ormai sono sotto il terzo della popolazione disponibile, quindi da questo punto di vista direi che abbiamo proprio molto lavoro da fare. Questa iniziativa di sorellanza qui nell'Alta Marca Trevigiana come la vede? Ma io vedo comunque positivo il fatto che si provi a ragionare, che si favoriscano le occasioni di partecipazione, perché l'effetto di questa difficoltà per le lavoratrici, ma in generale per le donne, di far parte della vita pubblica, di poter lavorare e così via, poi si traduce anche nel dare per scontato che quindi hanno poco da dire, che non c'è bisogno che abbiano dei luoghi di discussione, e invece penso che sia molto importante averli. Dunque già il nome dice che cosa sarà il mio contributo. Sarà un contributo delle donne imprenditrici, le donne imprenditrici del terziario, che sono la maggioranza della nostra provincia a Treviso e che si inventano tutti i giorni qualcosa per rimanere sul mercato, ma soprattutto per portare dei nuovi modelli di sviluppo, delle nuove idee. In questo momento, diciamo post pandemia, anche se non è proprio così, abbiamo proprio bisogno di tante nuove idee da portare avanti insieme, non solo noi donne, ma insieme ovviamente agli uomini. Quindi il mio contributo sarà proprio questa sfida. Si vince insieme, noi, non io o tu, e quindi questo sarà il mio contributo.